Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Quest'anno il liceo Bocchi Galilei di Adria, oltre agli scambi culturali con paesi europei, sta partecipando ad un progetto extraeuropeo di grande importanza. L'istituto è stato selezionato per ospitare un assistente di lingua inglese proveniente dalla British Columbia University di Vancouver. Questa presenza sarà particolarmente utile per gli studenti che non hanno docenti madrelingua. È un progetto pilota promosso dalla Regione Veneto e dalla British Columbia University per migliorare le competenze linguistiche e interculturali degli studenti e integrare la didattica con l'aiuto dell'assistente. La novità è che l'assistente è niente po' di meno che Natasha Nock, influencer conosciutissima su TikTok con 1.300.000 follower. Il progetto prevede appunto questa collaborazione a partire dall'anno scolastico 2022-23, per quello si chiama pilota perché è il primo, però nessuno ci dice che non possa poi proseguire e offre l'opportunità alle scuole del Veneto di ospitare studenti di madrelingua inglese che stanno seguendo un minor di italiano, che è una laurea, consideriamola breve per noi, una seconda laurea di italiano presso la British Columbia University. E li ospitiamo come assistenti linguistici dei docenti della nostra scuola in Italia per un periodo che può essere da 1 a 3 mesi. E per questa prima edizione pilota gli assistenti canadesi sono stati assegnati ad alcune scuole della rete dei licei linguistici del Veneto e il liceo Bocchi Galilei fa parte della rete dei licei linguistici del Veneto. Natasha Nock ad Adria per questo progetto importante, siamo anche con uno dei responsabili di questo progetto, però naturalmente chiediamo a Natasha 1.300.000 followers su TikTok, che responsabilità è? Sì, è una grande responsabilità e penso che sia più un'opportunità di conoscere tutta questa gente. Sono molto felice di essere qui e non vedo l'ora di incontrare, non so se potrei incontrare 1 milione di persone, ma il più possibile vorrei provare. Ecco, in un tuo post hai detto mi dicono che i ragazzi del nord sono più freddi di quelli del sud, ma però ho riscontrato che non ho mai conosciuto così tanta gente. È per questo che sei innamorata dei paesi latini, parli 4 lingue fondamentalmente latine, francese, spagnolo, italiano, portoghese. Sì, ma penso che ci sia una differenza tra amare le lingue e amare le persone, perché io sono sempre... mi sono sempre piaciute le lingue tutta la mia vita, ma è una cosa un po' differente, come io sono appassionata per la gente italiana, non ho mai conosciuto, perché io ho viaggiato in altri paesi, ma non ho mai conosciuto una popolazione così gentile. Sì, è stata solo una settimana che sono stata qui, ma è stata un'esperienza bellissima.